Buon pomeriggio da Luigi Falco in diretta dal comunale di Villa Cidro per la 27esima giornata del girone A di promozione. Si affrontano la Villa Cidrese e il Santere nello scontro per la zona playoff, con la Villa Cidrese che ci arriva davanti in classifica grazie al sorpasso di 6 giorni fa. In due sul pallone Azzei dietro per Rosa Castaldo, in uno schema cerca la porta e colpisce in pieno la traversa, il primo briglio della partita. E allora cerca compagni d'Agostino, ma ancora una volta una cosa fatta bene, poi però manca la velocità. Adesso invece il cross dall'altra parte di prima, Pedoni, interessante. Nain, nuovo cross, palla che gira per il gol del Sant'Elena, ma fuori gioco. No, o no? È gol alla fine? Credo che sia gol alla fine. Di prima bene per Cirronis, e allora strappa applausi al pubblico. Azzei, sono in tre nella di rigore. Azzei va da solo, Azzei giù, calcio di rigore, giocata di Azzei, e adesso sì, la chance per la Villa Cidrese di rimettere tutto in pari. Ci siamo. Paulis all'angolino, aveva intuito Sanna, ma lì non ci si arriva, e allora ha rimesso le cose a posto il 10 della Villa Cidrese. 1-1 al comunale di Villa Cidro. Paulis, ancora Matteo Pinna, da Mattia Pinna, palleggia la Villa Cidrese, si muove Cirronis, visto in area, in mezzo, Azzei murato, cross però interessante che gira, Toro si ritrova la palla tra le mani dopo il colpo di testa, strappa gli applausi. Le due squadre sembrano comunque giocare col freno a mano, a parte con questi lanci per Azzei! Azzei porta avanti la Villa Cidrese, e meno male che era una freno a mano tirato, sicuramente non lo era il lancio di Rosa Castaldo, perfetto, come perfetto è stato il controllo di Azzei, e poi la messa con lucidità sotto la traversa, rimonta completata della Villa Cidrese che va avanti 2-1. Sul pallone come sempre Gesù, occhio a Daneda, largo sul secondo palo, palla invece sul primo di testa, Pinna, poi il pallone è pazza e arriva il 2-2, ha segnato Ferro, Gonzalo Ferro, forse con un tap-in non chiarissimo. Intanto c'è anche un giallo per Paulis che protesta, non so benissimo il perché, fa festa invece il Sant'Elena. Occhi in movimenti, proprio nel cuore, Mattia Pinna, poi Saba per Pinna che con l'esterno ha messo fuori. Palla di Esi in mezzo, Ferro di testa, era in fuorigioco, e allora finisce qui al comunale di Villa Cidro, pareggiano 2-2 la Villa Cidrese e il Sant'Elena.